Dunque, in realtà ci sono dei criteri prestabiliti quando si fa una valutazione, si guarda all'eccellenza, all'impatto e alla capacità del management del progetto, dei partner. E devo dire che se il progetto è stato selezionato per il finanziamento era di altissima qualità in tutti e tre i criteri, perché la competizione tra i progetti è stata elevatissima. Avevamo avuto 169 applicazioni per la fase 1, 31 progetti finanziati e dei 31 solo 10 selezionati, quindi erano già di partenza buoni progetti, ma e devo dire che c'è una combinazione, non c'è un fattore unico, c'è una combinazione di fattori. Quando noi finanziamo un progetto, quello che chiediamo ai valutatori di guardare è una strategia di lungo periodo solida, e questo l'ha dimostrato il progetto, perché infatti non era stato costruito solo per rispondere alla chiamata specifica, ma aveva una partnership e delle idee che erano già state comunque sviluppate in parte, quindi c'era già un lavoro, diciamo, di preparazione che è molto importante se poi vogliamo che la cosa venga sostenuta si vedeva che il lavoro era stato fatto. E guardiamo anche all'idea, all'eccellenza, quindi che ci sia una strategia dietro, e alla potenziale di crescita, all'impatto e anche all'autonomia. Come dicevo prima, questi sono progetti che non riguardano soltanto l'importanza della ricerca scientifica e l'innovazione, ma il finanziamento sono misure che tendono ad avere un effetto strutturante sulle istituzioni, sugli istituti coinvolti e sul paese in generale. Quindi hanno un obiettivo che è diverso rispetto a un normale progetto di ricerca e innovazione. E quando si vede che c'è da un lato un istituto che verrà creato e che sarà autonomo nelle sue decisioni, che potrà appunto stabilire anche delle regole per attrarre i talenti nel paese, e quando vediamo tra l'altro anche che ci sarà un supporto dello Stato membro, perché noi chiediamo che ci siano dei finanziamenti complementari a sostegno, quindi che fa parte di una strategia che non è solo una strategia dell'istituto, ma una strategia di paese. Allora in questo caso il fatto che forestry e gli elementi di questo progetto fossero parte della Smart Specialization Strategy, della specializzazione intelligente, la strategia di specializzazione intelligente, era anche un elemento importantissimo per poter procedere poi con il finanziamento. Quindi ci sono una componente di fattori che effettivamente erano tutti presenti nella proposta, altrimenti non sarebbe stata selezionata.